Padova fanno discutere le luminarie natalizie ancorate alle statue in Prato della Valle. Una è rimasta danneggiata. È polemica a Padova per la scelta di legare le luminarie natalizie alle statue di Prato della Valle. Una è rimasta danneggiata. Stefano Edel. Le statue di Prato della Valle a Padova utilizzate come ancoraggio per le luminarie natalizie. È l'ultima trovata di qualche buontempone che per conto del comune ha pensato bene di fissare dello spago attorno a braccia e polsi di alcune delle 78 statue che circondano l'isola Memmia, nel cuore della più grande piazza d'Europa dopo quella rossa di Mosca. E allora alcuni cittadini, fondatori del gruppo Padova Ieri, Oggi e Domani su Facebook, si sono arrabbiati e hanno portato alla pubblica attenzione un vandalismo vero e proprio, con tanto di lettera già inviata alla Soprintendenza alle Belle Arti. Con grande stupore, scrivono, abbiamo constatato il recente danneggiamento di una statua di Prato della Valle, la numero 65, Uberto Pallavicino. Risulta menomata di un dito della mano sinistra. Desideriamo denunciare questo ennesimo sfregio al nostro patrimonio culturale. In effetti il danneggiamento c'è tutto, è stato amputato di netto il mignolo sinistro. Poco sopra, al polso e all'avambraccio del capitano di Ventura, sono state legate robuste cordine per sostenere alcune file di luci colorate. Ciò che non va giù a molti padovani è che un patrimonio della città venga svilito in questo modo. L'amministrazione comunale chiamata in causa, che cosa farà adesso?